così, come se fossi un personaggio, in un teatro colmo e traboccante di personaggi e di pubblico pagante. E attori fossimo io e l'altra gente, e attori gli spettatori, i musici e i cantori. Tutti lì a rispondere solo alle battute, fatte da altri su temi sconosciuti, di un discorso chissà quando è iniziato e giustamente capitato secondo il tempo e il luogo in cui si vive, e se la gente parla solo oppure scrive. Come se tutti fossimo dentro un gran teatro, dove c'è chi ora c'è e chi c'è stato, chi esce, chi entra e chi si allontana. Chi sa tutta la storia e chi la trama, e la regia e lo sceneggiatore si tengono nascosti chissà dove. E chi entra o esce è deciso a caso, si naviga a vista e si decide a naso. E tutti possono scegliere la parte, se essere cerchio, tappo oppure botte, se essere vinello frizzantino o se è corposo rosso e forte vino, se essere un bianchetto che prepara, se essere focoso come grappa o essere tranquillo e un poco schiappa, o l'uno o l'altro secondo le occasioni, visti i pro e i contro e udite le ragioni. La messa in scena non si ferma mai. E quando dormi succedono cose che non sai, e quando ti svegli perché e dove vai. E poi finisce il ruolo e la tua parte. Si torna tutti a turno in camerino. Si rendono gli attrezzi e l'abito di scena. E si esce nella luce del mattino, che eterna scorre senza pena, nel giorno che non teme più, la sera.